Cari telespettatori, eccoci insieme con i nostri ospiti. Ricordiamo con qualche giorno di ritardo, ma in realtà ricordare fa sempre bene e in qualsiasi momento, al di là delle ricorrenze che sono comunque importanti, anche stimolanti e incentivanti, gli incidenti, le morti e non soltanto sul lavoro, in occasione di lavoro. Ne parliamo con l'ANMIL e non solo, quindi Stelio Bianchin, presidente provinciale dell'ANMIL Padova, grazie di essere tornato qui con noi. Grazie a voi. Paolo Vinaccia, grazie anche a lei, rappresentante della sicurezza territoriale degli artigiani del Veneto, RLST, la sigla. Grazie, ben arrivato anche a lei. Quindi abbiamo anche la rappresentanza di piccoli imprenditori, artigiani sostanzialmente, lavoratori, esatto, lavoratrici. Una giornata molto importante, viene celebrata a livello nazionale, in modo particolare l'8 ottobre, se non erro. No, la seconda domenica di ottobre. In genere la seconda domenica di ottobre. Perché è stata istituzionalizzata proprio dallo Stato, diciamo, dal Presidente della Repubblica, dal governo, dai governi precedenti, e proprio la seconda domenica di ottobre è dedicata ai caduti sul lavoro. L'unica provincia in cui non viene fatta è Trieste, e sappiamo anche perché c'è la Barcolana. Ah beh, giusto, è vero. Infatti, la Barcolana fa sì che, ma non è un problema, perché la settimana subito, la domenica dopo, viene fatta anche a Trieste. Viene fatta. Ah, ho capito. Quest'anno l'abbiamo fatta, quella nazionale è stata fatta a Palermo. È stata fatta. Comunque in tutte le province dedicano una giornata proprio ai caduti sul lavoro, che sono sempre troppi. Che sono sempre, infatti ci sono dei numeri inquietanti, anche se facendo un calcolo negli anni diciamo che c'è stato un calo dal 2008, 55.000, 34.000 negli ultimi 3 anni, quindi c'è stata una lieve flessione. Però gli eventi sono veramente tantissimi e ci sono luoghi di lavoro e categorie produttive che più di altre purtroppo vengono coinvolte, e anche persone che più di altre sono vittime, gli stranieri in modo particolare. Sì. In agricoltura abbiamo tantissimi anziani. Il 34% in più in agricoltura. Esatto, quindi il primo settore infatti che vede questi incidenti è l'agricoltura. È una cosa stranissima, ma il 34% in più in agricoltura ci dovrebbe far pensare. Molti sono anziani. Perché continuano a lavorare. A onor del vero sono anziani, però dobbiamo anche capire perché. Gli anziani non sono abituati alla prevenzione. Loro hanno le loro macchine, i loro trattori, guai chi li ritocca, tanto lo conosco io, è mio, sono 30 anni che uso quel trattore, però il trattore non è in regola. Magari non hanno anche soldi per comprarsene e mettere a posto uno nuovo. Indubbiamente, anche perché magari non sono più neanche iscritti, non hanno più neanche gli incentivi dallo Stato per poter accedere e poter comprarsi un trattore nuovo, e dopo non hanno più non abbiamo più la prontezza di riflessi. E quando capita magari di trovare un terreno sconnesso o quant'altro per cercare di riportare la macchina, perché succede sempre con ribaltamento. Si ribaltano e vengono schiacciati. Difficile sentire che sono stati dentro a un carrano, un ingranaggio o roba del genere. Proprio sono quasi tutti per ribaltamento. Nonostante i mezzi a disposizione si siano evoluti. Esistono, e dopo dovrebbero anche avere modificato i trattori. Il fatto è che le barre che mettono su, tipo i roll bar che mettono, sono quelli che si possono chiudere. Allora vanno via più facilmente senza questo arco, questi 2 archi che dovrebbero essere quelli che li proteggono, li mettono giù, li mettono, e succede che... E la morte è lì, perché quando sei schiacciato con un mezzo del genere non è che vieni fuori e ti salvi. Questa dovrebbe essere una cosa da inculcare anche alle persone anziane. Lo so, infatti. L'altro settore è quello delle costruzioni, e gli artigiani sono coinvolti in modo importante. Poi c'è il metalmeccanico. Certo, purtroppo storicamente nel settore delle costruzioni i lavoratori sono esposti a un rischio molto alto, e in più è uno dei settori meno strutturati, nonostante la lunga tradizione. Meno strutturati anche dalle norme di lavoro. La frammentazione dei cicli produttivi, che ormai è da 30 anni per ottimizzare i costi di produzione e quindi rendere redditivo un'impresa, ha portato a una serie di appalti e subappalti. Chiaramente ottimizzare il costo vuol dire comprimere il costo. L'imprenditore, il piccolo imprenditore, soprattutto artigiano, con tutta la sua buona volontà e tutto il resto, chiaramente taglia, non può tagliare sui costi del lavoro contrattualmente previsti, andrebbe incontro
a conflitti di tipo vertenziale e quindi diventa sulla sicurezza dove si tagliano. Perché? Perché a me non è mai successo in 20 anni, faccio questo lavoro da tanti anni, non è mai successo, vuoi che succeda proprio a me, sono bravissimo. Purtroppo quando si ragiona con questa eccessiva confidenza rispetto alle proprie performance, lì c'è la disgrazia, lì c'è la tragedia dietro. Quindi sono incidenti evitabili, secondo voi? Sicuramente, sicuramente, purtroppo negli infortuni... Questa è la cosa più tragica, secondo me, tra le altre cose. Sia negli infortuni quanto nelle malattie professionali, che sono altrettanto dannose quanto l'infortunio, non è il fato, non è un caso. Noi abbiamo, nonostante incompleto, la nostra fonte legislativa, il decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, è uno dei migliori testi su salute e sicurezza. Anche se mancano dei decreti attuativi. Mancano i decreti attuativi, d'accordo. Ah, mancano. Ma già così dà delle linee guida, delle misure di prevenzione e di protezione la cui applicazione sia lontanissimi ancora dalla loro implementazione. Applicando quelle misure di prevenzione e di protezione, noi ragioneremmo su numeri tipo il 10% delle stragi, degli infortuni e delle malattie professionali cui assistiamo oggi. Caspita, è tanto, Presidente. È tanto, sono 2000 infortuni al giorno, 2000. Ma mi allaccio a quello che diceva Paolo e mi fa piacere anche che l'abbia detto, se si ricorda l'ho ripetuto più di qualche volta, sono 20 anni che faccio quel lavoro, non vorrei mica che capiti a me. Se non altro ho trovato qualcuno che la pensa come me la pensa, perché delle volte mi sembra di essere la mosca bianca che parla di queste cose, perché quando vado per le scuole, lo dico ai ragazzi, che prendere confidenza col lavoro, dare confidenza al lavoro è quando ti bastona. Perché quando ti bastona? Perché sei convinto di fare, tanto l'ho fatto, lo faccio, quella roba lì. Stai attento che ti faccio vedere io come funziona. Purtroppo, magari al lavoratore, quello nuovo. E lì è il momento che... Aggiungo, non è un'interpretazione nostra, no, sono i numeri, sono oggettivi, nel senso che in edilizia, sul totale degli infortuni mortali nel 2018 e già in questi primi mesi del 2019, ma non solo in edilizia, in quasi tutti i settori con un'alta esposizione al rischio, la generazione più colpita è tra i 45 e i 59 anni, cioè ovvero i più esperti, i più anziani. Che dovrebbe essere nel fiore della propria... Che l'eccessiva confidenza col proprio lavoro e in più la sottovalutazione dei percorsi di formazione, informazione, addestramento e aggiornamento, che sono i pilastri, in base al decreto legislativo 81, i pilastri della cultura della prevenzione, vengono sottovalutati. Perché cosa vuoi insegnarmi tu di 20 anni, 30 anni? Perché io faccio anche attività di formazione. E te lo dico, ma cosa vuoi insegnarmi? Queste sono le risposte che ricevi. Lo faccio da tanti anni, posso essere il tuo professore universitario. Quando si ragiona così si sottovaluta il rischio e poi accade. Esatto, poi arriva, accade. Sì. Le altre categorie altre persone coinvolte sono gli stranieri. Sono tanti, sono dei numeri impressionanti. Abbiamo una manodopera che è quella la più bassa manodopera, quella che i nostri lavoratori... Perché occupano posizioni ad alto rischio. Eh sì, sono stranieri, e vediamo, quando vediamo i morti, vai a vedere... E dopo, attenzione, perché secondo me, essendo stranieri, non è che loro fanno le cose con facilità o quant'altro, non conoscono neanche bene quelli che sono i sistemi, quello che sono le leggi, quelle nostre, non mettono in pratica proprio quello che dovrebbero mettere in pratica. Gli accorgimenti e dopo vanno a rischiano, ma rischiano anche la morte, perché se prendiamo l'ultimo imprenditore a Campo d'Arsego l'anno scorso è stato che è caduto da lucernaio, era straniero, ma era un artigiano. L'artigiano dovrebbe essere già per se stesso e avere dei dipendenti quello che dovrebbe mettere in atto tutte quelle che sono i sistemi di sicurezza. Se non lo metti tu che sei il datore di lavoro, non puoi pretendere, dopo i dipendenti dicono ma se non lo fa lui perché lo devo fare io? E quindi c'è un discorso di emulazione, una responsabilità anche grossa, ma è così per la catena. Io insisterei sulla formazione. La formazione è disciplinata dall'articolo 37 del testo unico, ma è ripresa dagli accordi Stati-Regioni. Quindi si è puntato tutto, per quanto riguarda la cultura della prevenzione, molto sulla formazione. Ora, questi lavoratori, per carità, legittimati a lavorare, tutti abbiamo diritto a lavorare, a garantire alle nostre famiglie
il meglio o il decoro o la dignità, però apprendere la formazione vuol dire conoscere la lingua italiana. È fondamentale. Se io lavoro in un contesto in cui i segnali di pericolo sono in italiano, i miei colleghi parlano in italiano, è chiaro che io entro in un cantiere, in un posto di lavoro, con un handicap grave. E anche nell'apprendimento, durante la formazione obbligatoria, che per il rischio alto sono 16 ore previste, è chiaro che la persona che non conosce bene la lingua apprende molto meno rispetto a chi è madrelingua. Cioè, questa sembra una stupidità, però incide tantissimo. Voi lo riscontrate quando fate formazione? Lo riscontriamo, è chiaro che infatti il primo step della formazione è la presentazione. Ognuno deve presentarsi e lì il docente cerca di capire da come il lavoratore si presenta la sua padronanza della lingua. E se non è pronto, se non ha una conoscenza minima della lingua, delle volte non è bello, ma invita magari quel lavoratore a fare un corso serale, ad approfondire la conoscenza della lingua e a fare quel corso di formazione quando sarà pronto. È brutto, ma sono brutte tante cose quando parliamo di infortuni e di infortuni mortali. Però o si ha il coraggio di affrontarle, o altrimenti continuiamo a piangere quando avvengono. Insomma. Ma i corsi di formazione, chiedo a lei che visto che li fa queste formazioni, sono efficaci? Cioè, o sono delle lezioni a volte noiose, ripetitive? Cioè... Rientriamo sempre in quel discorso della cultura della sicurezza. Allora, innanzitutto i corsi di formazione sono obbligatori. Vabbè, a parte che il lavoratore, cioè, l'azienda deve prima farli. ancora di entrare a lavorare o entro 60 giorni dall'inizio del contratto, gli deve essere somministrata la formazione obbligatoria. E su questo ci sarebbe da parlarne tanto, perché si parla di falsi attestati, su cui la vigilanza dovrebbe offrire un contributo forse un po' più sostanzioso, anche attraverso la sanzione penale, direi, non solo amministrativa, perché non è solo una truffa nei confronti dello Stato, ma è un concorso in omicidio. Chi fa attestati falsi, ed è una pratica in Italia purtroppo abbastanza diffusa. Dopodiché, se la formazione è effettiva ed efficiente, ripeto, è il perno della cultura della prevenzione. Si inizia da lì. Che dopo uno incomincia, conoscendo le regole del gioco, a giocare. Poi c'è l'informazione in azienda, l'addestramento e l'aggiornamento continuo. Su questo abbiamo puntato con la nostra legislazione, solo che l'abbiamo scritta, ma la pratichiamo male o non la pratichiamo affatto. Italia. Per corroborare quello che diceva sulla lingua, stamattina sono stato all'ENAIP di Piove di Sacco. Niente di formazione professionale, Sì. quindi scuola. Ma noi non andiamo a fare formazione, attenzione, perché noi andiamo a portare la nostra esperienza, la nostra, sì, per carità, sì. di quello che ci è successo a noi, per far capire ai ragazzi che bisogna stare attenti nel mondo del lavoro, bisogna seguire le dovute regole e quello che c'è, le leggi ci sono. Noi non parliamo di leggi, perché non sta a me parlare di leggi, non sono un docente e farei anche tanta fatica. Avevo davanti a me 4 ragazzine cinesi, nel primo banco proprio si sono sedute. E ce n'era una che vedevo che guardava di qua e di là. Non riusciva a capire, seguire. Non capiva, proprio perché, dopo perché ho visto che quando gli ho fatto le domande c'era la sua compagna in fianco che lei le traduceva. E io ho detto, ma scusa, quanti anni è che è qua? Sono 2 anni. No? Sì? Le parole che diceva? No e sì. Da dove vieni? Gli ho chiesto, perché gli ho chiesto da dove vieni. Allora, la prima mi ha detto che era dalla Cina, la seconda mi ha guardato, ha detto Cina perché ha sentito proprio quella che non parlava l'italiano, ha detto Cina perché ha sentito l'altra. Ma ha ragione Paolo, nel senso che la lingua è la cosa primaria, perché è la cosa primaria. Mi sembra che ci siano tanti che non vogliono neanche impararla, o impararla malamente. Quindi c'è anche una... cosa dice? E dopo culturalmente tanti sono bravi perché sono culturalmente preparati, hanno studiato, ma quelli che sono meno acculturati fanno tanta difficoltà. Certo. Io aggiungerei, da un punto di vista culturale, sono anche... Allora, innanzitutto quando parlo di formazione non mi limito a lavoratori e lavoratrici, ma parlo anche di preposti, dirigenti e soprattutto datori di lavoro, che spesso sono... Sì. Non voglio dire più ignoranti, ma conoscono meno dei lavoratori. E su loro hanno la responsabilità e gli obblighi di legge di tutelare chi lavora. E spesso non sono molto, al di là di questo.
La lingua è fondamentale, ma anche i nostri lavoratori autoctoni, italiani, veneti, anche lì serve un salto di qualità. La formazione è obbligatoria, prevista per legge, e l'azienda deve adempiervi. Ciò che dico a lavoratori e datori di lavoro, perché vengono anche loro, quello che facciamo oggi non è perché dobbiamo farlo, togliamo il dovere. Noi lo facciamo perché ci serve, perché vogliamo farlo, perché ci vogliamo bene, perché vogliamo bene ai nostri colleghi, perché nelle piccole aziende artigiane il datore di lavoro lavora a fianco all'operaio e se si fa male uno, si fa male l'altro. Bisogna che in primis sia il datore di lavoro che crede in questo strumento di Un formazione. lavoro di squadra, tutti devono dare il proprio contributo. Assolutamente. Parliamo ancora di questo, poi parliamo anche della giornata che è stata organizzata dall'Anmil di Padova con una grandissima partecipazione, vedremo anche delle foto. Altro ancora dopo la pubblicità.